Salve, sono Antonio Morelli, sono il rappresentante della Regione Abruzzo per quanto riguarda il concorso Ercole Livario del 2026. Con grande piacere partecipo. Vengo da una regione a vocazione olivicola ma anche vitivinicola. Diciamo che la mia esperienza nasce dopo la laurea proprio qui a Perugia in agraria, da un primo corso fatto ad Imperia, ad Oneglia per la precisione, organizzato dalla Camera di Commercio di Oneglia, quando ancora la figura dell'assaggiatore non era istituzionale e non era stata, normata nel lontano 1985. Poi ho ripreso, facendo un corso a distanza di anni, la mia passione e mi sono avvicinato di nuovo e sono diventato assaggiatore ufficiale a tutti gli effetti, facendo un corso per assaggiatori di oli extravergini. Allora, i nostri oli, ci sono tante altre poi varietà minori, ma che contribuiscono tutte a dare ai nostri oli delle caratteristiche appunto particolari, anche perché i nostri oliveti vanno dalla costa adriatica fino all'interno, fino addirittura a 1400 metri di altitudine. I nostri oli sono prevalentemente leggeri, intensi, con caratteristiche tipiche del carciofo, i sentori del carciofo, dell'erba appena tagliata, quei sentori tipici della macchia mediterranea che non sempre sono facilmente riconoscibili, ma che contribuiscono a dare quel particolare profilo ai nostri oli. Nel 2025 si è caratterizzato, il 2026, diciamo la raccolta 2025-2026, quindi gli oli del 2026 sono sicuramente, rispettano un po' le caratteristiche medie delle varietà della nostra regione. Per esempio ci sono alcuni oli che sono venuti particolarmente bene un po' più all'interno, con varietà come per esempio la toccolana, come per esempio il tortiglione, come per esempio l'intosso. Come dicevo, le nostre tre DOP sono la Prutino Pescarese, Colline Teatine e il Pretuziano Teramano, che caratterizzano il territorio della Regione Abruzzo.